Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di Antenna 3, la nostra prima edizione per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio, non solo in Veneto ma anche nel vicino Friuli Venezia Giulia. Tante le notizie di cronaca di cui dobbiamo parlare, non solo di cronaca, vi parleremo fra poco della tragedia di Lorenzo Zucchetto, il 58enne vicentino precipitato in un dirupo ieri. È morto insieme al suo cavallo. Parleremo ancora una volta di raffiche, di furti a Spinea, il caso di una famiglia svaligiata 2 volte in appena 10 giorni con i ladri che sfidano le telecamere e gli allarmi. Parleremo dell'ennesima tragedia sul Brenta con un modo molto simile a quello che accade sul Piave, con le persone che sfidano i divieti e si tuffano sul Brenta. C'è stata un'altra vittima tra sabato e domenica nel Padovano e adesso i comuni rivieraschi vogliono affrontare la situazione di petto con un tavolo. Il divieto c'è già, ma evidentemente non basta. Un po' quello che accade anche con il Piave. Spesso si tratta di stranieri appunto che rimangono vittime delle acque o del Piave o del Brenta. Parleremo anche di un progetto pilota importante a livello di sanità regionale che viene dall'ULSS 1 e che riguarda il personale infermieristico dall'estero, proteste contro le antenne 5G, insomma ce n'è un po', c'è un menù ricco diciamo di notizie e non solo di cronaca che dobbiamo raccontare. Non possiamo però non partire dalla Marca Trevigiana e da quanto accaduto a Conegliano 2 notti fa, anche perché il tema è caldo, il tema è recente. Sappiamo che a Conegliano partiranno dei controlli specifici. Anche il sindaco Fabio Chies aveva annunciato qualche giorno fa di voler scendere in strada. Ci saranno presidi fissi e intanto c'è stata l'ennesima rissa a colpi di pugni e bottigliate in città, con i residenti che hanno gettato acqua dalle finestre addirittura per fermarla. È intervenuta la polizia del vicino commissariato. Tutti i giovani fra i 25 e i 30 anni, protagonisti di questa ennesima rissa. Io stavo a casa, ho sentito delle grida e ho visto questi ragazzi che si parlavano a botte. Si sono messi a litigare. I tamponi si sono presi a pugni. Pugni, qualche calcio e bottiglie scagliate con forza contro i rivali. Erano circa le 23:30, 6 giovani ubriachi, tutti tra i 25 e i 30 anni, hanno cominciato a urlare e a prendersi a botte in mezzo alla strada. Una rissa violenta che ha svegliato i residenti di via Istria e via Matteotti a Conegliano. Alcuni di loro, dalle finestre dei palazzi, per sedarla hanno gettato secchi d'acqua contro i ragazzi, tutti clienti del bar all'angolo blu. Era pieno di sangue, era tutti la faccia aperta. Il parterre era pieno di sangue, tutto il marciapiede. Io sono uscita perché una cliente che è uscita mi fa guarda che c'è una rissa brutta. Ma quando sono uscita io penso che erano già lì da un po' per spiegare. Perché sono chiamato e mi ha detto no, sì, stiamo già intervenendo. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine anche per la vicinanza al commissariato di polizia, una violenza che i residenti e commercianti non avevano mai visto prima in quella zona. Vedi alla televisione e proprio vedersele davanti a casa dà fastidio. Sì. E purtroppo mi sa che ci dobbiamo abituare, giusto? È sempre più triste. Non sarebbe intervenuta l'ambulanza, ma per medicare le ferite alla testa provocate dalle bottigliate prese, alcuni di loro si sono recati al pronto soccorso di Conegliano. È una zona meravigliosa, tranquilla era. Adesso, dopo certe ore, a parte che mi hanno detto che mezza Conegliano in queste situazioni, ti posso garantire che anche l'anno scorso hanno tentato di rubare la borsa di signora Vanzani. Una situazione, quella delle risse e della presenza anche di baby gang a Conegliano, che ha richiesto la stesura di un programma di pattugliamenti notturni della polizia locale proprio contro questi fenomeni, il primo di prova al parco con la polizia. I pattugliamenti serali veri e propri cominceranno da metà della prossima settimana. Ci sono problemi estemporanei perché i ragazzini non sono facili da intercettare perché li vedi dopo che hanno compiuto le cose, per cui avere una pattuglia comunque sempre dedicata in centro ci permette di intervenire molto più velocemente nel caso in cui sì, e speriamo di no, succedano ancora situazioni di quel tipo lì. Sono ancora gravissime le condizioni del 17enne ricoverato con un trauma cervicale dopo essersi tuffato di notte da un pontile a Jesolo nella zona lungo piazza Marcone all'altezza della Torretta 17. Il ragazzo ingannato
dalla bassa marea ha impattato violentemente contro il fondale sabbioso, subendo anche un arresto cardiaco. Rianimato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ora trasferito in neurochirurgia a Mestre. L'incidente è avvenuto nonostante i divieti espliciti di balneazione e di tuffi segnalati lungo la struttura. Chiedo alla regia se abbiamo Anna Maria Parisi collegata, altrimenti andiamo avanti, non ancora. Allora, c'è un'altra tragedia sfiorata, questa volta a Padova, dove tre agenti della Polizia Penitenziaria liberi dal servizio hanno entrato in salvo una bimba che si trovava all'interno di un'auto, chiusa all'interno di un'auto, sotto il sole. È avvenuto a Padova, hanno agito i tre agenti che, ricordiamo, erano liberi dal servizio dopo aver rotto il finestrino, e hanno appunto salvato la ragazza perché sarebbe rimasta troppo tempo chiusa prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. La bimba era rimasta accidentalmente chiusa dalla mamma all'interno dell'auto. I tre poliziotti hanno sentito le urla della donna che non riusciva più a aprire l'auto e hanno salvato la bambina che si trovava all'interno dell'auto, e come possiamo capire nella giornata di ieri, soprattutto nella giornata di ieri, con alte temperature, di fronte dunque al concreto rischio per la incolumità della piccola, sono intervenuti subito per salvare la bimba di pochi anni all'interno della struttura. Adesso non so chi abbiamo, se mi dite, perché dovremmo avere Anna Maria Parisi o Chiara Gaiani. Allora, Chiara Gaiani da Padova, anzi da Fontaniva, lo dicevamo prima, purtroppo è un tema quello dei tuffi per cercare un po' di refrigerio dal caldo di questi giorni. Accade sul Piave e accade sul Brenta, ma ci sono dei divieti di balneazione. C'è stata l'ennesima tragedia a Fontaniva in questo caso, un 34enne. Adesso i sindaci vogliono trovarsi per mettere appunto un piano davvero per evitare queste tragedie. Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Con il collega Cristian Rocchi Allende ci siamo avventurati all'interno del Parco Natura Viva di Fontaniva. Qui avevano cercato refrigerio sabato pomeriggio non solo la vittima Peter Osaro, 34 anni, di origini nigeriane, ma residente a Monticello Contiotto, e anche i suoi amici. Vi dico che qui insomma c'è una leggera brezza, si era spostato da questo punto dove vedete gli effetti della siccità sono davvero visibili. Il Brenta è quasi irriconoscibile in quella che è uno dei punti dell'asta del Brenta in cui l'alveo è più ampio. Aveva cercato riparo, è stato tradito probabilmente da uno dei mulinelli, che ci sono numerosi nonostante il fiume sia quasi in secca, ed è davvero terribile da dire. Allora ricostruiamo quanto è avvenuto sabato pomeriggio, una tragedia che purtroppo continua a ripetersi e che tutti gli anni ci ritroviamo a raccontarvi, e che spesso vede vittime straniere, perché le persone che vivono lungo l'asta del Brenta ne conoscono benissimo, e noi, la pericolosità. Allora ricostruiamo quanto accaduto sabato pomeriggio nel servizio. Era di origini nigeriane ma viveva nel Vicentino a Monticello Conteotto. Peter Osaro, 34 anni, è lui l'ultima vittima delle inconsapevoli acque del Brenta. Sabato pomeriggio aveva cercato refrigerio alle torride temperature di questi giorni nel bacino Giarete, ai confini tra Fontaniva e Carmignano di Brenta. Al momento di tornare a casa gli amici si sono accorti della sua assenza e hanno lanciato l'allarme. Erano le 20:45 quando i vigili del fuoco, arrivati sul posto con i sanitari del SUEM, hanno iniziato a cercarlo. Il giovane è stato individuato sott'acqua in un punto in cui la corrente del fiume crea un mulinello. Per lui, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Nonostante le acque basse e la siccità ben visibile anche sul fiume Brenta, la tragedia ripropone il tema della pericolosità delle acque. Sulla morte di Peter Osaro indagano i carabinieri.
Un'indagine è stata aperta, come avete sentito, sulla morte del 34enne, ovviamente anche il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, è stato tra i primi ad essere informato ed è costernato perché i sindaci di tutta l'asta da anni stanno lavorando sulla sicurezza di quella che è diciamo una delle zone più importanti del paese. Si creano infatti in vari punti delle ampie spiaggette come in quella in cui ci troviamo e il desiderio di entrare in acqua tante volte è forte. Per questo lungo tutta l'asta ci sono tutta una serie di cartelli con il divieto di balneazione, scritto anche in più lingue, divieto di balneazione che purtroppo viene ancora come in questo caso non rispettato da parte delle persone, e ancora una volta ci ritroviamo a raccontare tragedie come quella accaduta sabato pomeriggio. Abbiamo incontrato con il collega Cristian Roque Allende, che ringrazio per la collaborazione tecnica, il sindaco di Fontaniva Alberto Trento, che annuncia un prossimo incontro dell'area di bacino dei 15 comuni rivieraschi con la partecipazione del Genio Civile. Vi lascio allora all'intervista che abbiamo raccolto, poi la linea può tornare allo studio. Allora, sindaco, è una tragedia quella che è capitata purtroppo in questa lunga estate. Si cerca refrigerio, le acque del Brenta sono pericolose, come sindaci di tutta l'asta continuate a ripeterlo. Assolutamente, innanzitutto il più profondo messaggio di cordoglio da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale alla famiglia, ai conoscenti e agli amici del ragazzo che purtroppo ha visto questa tragica scomparsa lungo il fiume Brenta sabato scorso. L'appello sicuramente è quello alla prudenza, all'attenzione rispetto a un ambiente che è quello fluviale, che racchiude rischi come tutti gli ambienti naturali. È chiaro che il fiume, come in questo caso, in questi giorni particolarmente caldi, può diventare un rifugio climatico per molti, l'attenzione però deve rimanere alta e soprattutto rispetto al divieto di balneazione. Ecco, ci sono tra l'altro cartelli in più lingue. Sì, l'attenzione è rivolta proprio a questo aspetto, cioè alla possibilità di comunicare in maniera quanto più ampia possibile questo divieto e appunto anche l'attenzione alla prudenza. Peraltro l'area di Brentaviva è gestita da un'associazione di ragazzi che davvero si impegna molto per comunicare a tutti gli avventori i rischi e le preoccupazioni che possono essere collegate al fiume stesso. Come sindaci dell'asta pensate di ritrovarvi dopo questa ennesima tragedia? Certo, c'è anche la possibilità di avere un tavolo di coordinamento adesso. Tutta l'area di Rete Natura 2000 dell'area fluviale di fatto è stata data in gestione dalla Regione Veneto al Consiglio di Bacino e quindi all'interno dello stesso è stato individuato un tavolo di lavoro con i 15 comuni rivieraschi. Credo che quello possa essere davvero un tavolo di confronto proprio per definire delle strategie condivise. E poi un'altra tragedia è avvenuta però a Marano Lagunare in provincia di Udine, dove un 43enne Matteo Boscolo Biolo di Legnaro nel Padovano è annegato sull'isola di Sant'Andrea a Marano Lagunare. È rimasto colpito da un arresto cardiaco probabilmente dovuto al caldo. Sul posto personale specializzato per i soccorsi, tuttavia ogni intervento si è rivelato vano e l'uomo non ha ripreso conoscenza. Un'altra tragedia purtroppo, questa volta con un 43enne, scusate, padovano, Matteo Boscolo Biolo, morto nell'isola di Sant'Andrea a Marano Lagunare. E adesso lo dicevamo in apertura, andiamo a Spinea, parliamo di una famiglia che viene svaligiata per la seconda volta in 10 giorni con i ladri sfacciati che sfidano telecamere, sfidano allarmi. Allora ci colleghiamo con Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio proprio con le vittime di questo colpo, di questi colpi avvenuti in via Fermi a Spinea. Buongiorno. Sì, eccoci Nicola, siamo qui in via Fermi al quarto piano dove la famiglia Scurto ha subito il secondo furto nell'arco di meno di 2 settimane. Il primo il 17 agosto scorso nel pomeriggio, quindi in pieno giorno, e il 17 luglio scorso, e il secondo il 1° agosto scorso. E sono con la signora Natalia e il figlio Dan. Adesso
sono arrivati anche i carabinieri incaricati delle indagini che però stanno eseguendo altri tipi di rilievo. Natalia, dunque, cosa è successo e a quanto ammonta il bottino complessivamente? Sarà più di 10.000 euro, compreso oltre in contanti, compreso i pezzi di orologeria, con cellulari, telefoni. Ecco, allora scusami, Natalia è ancora molto provata e sotto shock decisamente. Se vuole sedersi, Natalia, magari così si riprende un attimo. E parliamo con Dan. Hanno preso la Play che era qua, gli orologi, avevo una collezione di orologi, di 10 orologi di 200 euro l'uno, ma comunque telefoni, c'era un telefono nuovo. Cioè, hanno preso le collanine, hanno svuotato tutte quante le scatoline, anche quelle più piccole, hanno veramente aperto tutto, cioè, c'era casa disastrata, cassetti rotti, tutto suo quadro praticamente, la casa era tutta in suo quadro. Ecco, la seconda volta sono entrati scardinando la finestra dell'antaribalta delle scale, quindi sono saliti da lì sopra il balcone. Ci sono ancora le impronte delle scarpe che appunto hanno lasciato là. Perché il balcone era lasciato un po' aperto? Sì, perché io sono andato via comunque un'oretta, c'era comunque anche la cuccia del gattino fuori, nel senso sono andato neanche un'oretta, sono andato a portare mia amorosa a lavoro e tornare, cioè il tempo di sta roba ho detto lascio la finestra aperta, entra un po' d'aria, comunque c'è la cuccia del gatto fuori in qualche modo, e invece a quanto pare bisogna chiuderle tutte sempre. I ladri sono stati ripresi, immortalati da una delle due telecamere che la famiglia ha posizionato, adesso ce la sta indicando Dani. La telecamera era qua sopra, messa là, comunque loro sono saliti, l'hanno presa, l'hanno subito rotta, cioè si vede dal video comunque che ha registrato la telecamera. Ecco, dal video si vedono due individui entrare appunto dal balcone, uno dei quali con il volto mascherato da un fazzoletto e l'altro invece con un cappellino e avevano a portata di mano uno un coltellino e un altro una sbarra in metallo che ha lasciato in casa e sulla quale appunto sono rimaste le impronte digitali. Esatto, che hanno già preso i carabinieri, stanno già facendo le giuste indagini. Adesso speriamo bene che vengano fuori chi siano e niente, speriamo. Ecco, Dan, hanno rubato anche il secondo mazzo di chiavi fatto dopo che avete cambiato la serratura, esatto, in seguito al primo furto. Perché avevo lasciato fatalità le chiavi di casa su un piattino che era qua e me lo ricordo perché fatalità ho detto alla mia ragazza che aveva il portachiavi di Hello Kitty, l'avevo fatto apposta, ho detto ti servono? Lei mi fa no, lasciale pure a casa. Le ho lasciate su quel piattino, me lo ricordo benissimo, sono uscito quando sono entrato che la casa era disastrata, ho controllato anche le chiavi, non ci sono, le chiavi non ci sono da nessuna parte, hanno preso anche quelle, quindi magari poi pensano di poter rientrare, non lo so, vabbè, io devo cambiare di nuovo serrature adesso, quindi 2 serrature in 2 settimane, cioè fuori, una roba troppo. Io adesso non so neanche come reagire perché se io cambio serratura rimane comunque una parte aperta da dove entrare, come loro sono già entrati possono farlo di nuovo, è quello che mi preoccupa. Bisogna trovare un modo di sicurezza anche secondo me per il condominio, magari per le finestre o magari mettere una grata o mettere più telecamere. Adesso speriamo in qualche modo di fare qualcosa per la nostra sicurezza. Ecco, vero è Nicola che tra contanti, gioielli, PlayStation, telefonini si parla di un bottino superiore ai 20.000 euro, comunque molto ingente, cospicuo. Adesso quindi oltre alla denuncia voi pensate anche di poter fronteggiare in che modo situazioni di emergenza quale questa, Dan, in conclusione? Guardi, io non saprei perché comunque, come dire, se dovesse entrarmi un ladro di nuovo in casa e c'è gente dentro casa diventa veramente un problema. Cioè, se c'era mia amorosa a casa da sola in quel caso e loro sono entrati dentro con la musica, con tutto quanto, potevano fare anche del male, potevano giustamente, non so, agire nella loro maniera, non so come.
secondo me bisogna trovare dei sistemi appunto di sicurezza in modo da capire subito quando una persona sta cercando di rubare o sta cercando di entrare in una proprietà privata che non è sua. Non saprei neanche come agire se dovessi vedere un ladro in casa, cioè se dovessi minacciarmi o dovessi chiamare i carabinieri, veramente diventa un incubo secondo me quando sei dentro questa situazione. Poi io in questo momento ho paura che mi entrano anche di notte, cioè perché essendo che adesso dobbiamo cambiare serratura, ma stanotte io non ho fatto fatica a dormire, c'era la porta che poteva aprirla in qualsiasi momento, entrare dentro per fare del male, perché comunque abbiamo fatto la denuncia, si vede più o meno la faccia di uno, questo potrebbe anche spaventarsi, dire boh, mi hanno trovato e viene a fare del male a casa, cioè veramente mi viene di tutto in mente. Io non saprei, sono veramente preoccupato, anche perché, ripeto, c'è ancora l'entrata aperta, cioè se io dovessi cambiare la serratura loro hanno l'entrata aperta della finestra, perché poi aprire una finestra è molto più semplice che aprire una porta blindata. Ecco Nicola, questa è la situazione, insomma evidentemente telecamere, sistemi di sicurezza e quant'altro non servono, non sono assolutamente, la cronaca racconta così, un deterrente contro i ladri. Fortuna ha voluto in questo caso che, forse così è stato, non ci fosse nessuno presente, perché visto che sono entrati anche armati non sappiamo quali potessero essere le loro intenzioni. Dunque da Spinea è tutto per il momento, se non hai domande da studio ti restituisco la linea, Nicola. Grazie Anna Maria Parisi, grazie ai tuoi ospiti anche per la loro disponibilità, grazie a Sandro Ponchio. Andiamo adesso, lo dicevamo anche in apertura, il cordoglio, lo shock per la morte di Lorenzo Zucchetto, il 58enne di Bassano, precipitato nel dirupo per salvare purtroppo vanamente il suo cavallo. Andiamo allora da Vanessa Banzato, dovremmo avere Vanessa Banzato, credo. Chiedo la regia. No, allora restiamo però nel Vicentino, perché c'è una vicenda che riguarda Vicenza, il Vicentino, e un drammatico fatto avvenuto a Brescia. Una donna di 38 anni che è stata accoltellata dall'ex nel bresciano e di origini vicentine, indiane, ma residente a Vicenza. La prognosi resta riservata sulla donna di origini indiane di 38 anni residente a Vicenza, ricoverata in gravi condizioni negli ospedali civili di Brescia dopo essere stata accoltellata dall'ex marito all'esterno di un centro commerciale. L'agguato avvenuto nel tardo pomeriggio ha coinvolto anche un'amica della vittima rimasta ferita nel tentativo di difendere la donna. L'aggressore, che brandiva un coltello con una lama di 30 centimetri, è stato disarmato dai passanti che lo hanno consegnato agli agenti di polizia. L'uomo, un 46enne italiano di origini indiane residente nel Bergamasco, era già stato condannato ad 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti. Dopo la separazione della coppia nel 2020 ci sarebbero state questioni ancora irrisolte sull'affidamento del figlio che ha assistito all'aggressione. La donna, ricoverata in codice rosso per la ferita all'addome, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L'uomo, accusato di femminicidio, è stato arrestato. Allora, dovremmo avere adesso Vanessa Banzato per raccontarci anche il cordoglio e lo shock per la morte del 58enne precipitato nel dirupo per salvare inutilmente purtroppo il suo cavallo, Lorenzo Zucchetto di Bassano del Grappa. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, c'è il quartiere di Marchesane di Bassano dove viveva Lorenzo Zucchetto, che pensate avrebbe compiuto 59 anni il prossimo 24 agosto, viveva con la moglie e la figlia. Tantissimi messaggi di cordoglio che stanno arrivando anche attraverso i social. Una persona ben voluta da tutti, una persona conosciutissima soprattutto nel quartiere, e soprattutto da tutte le persone veniva sottolineato questo suo grande amore per gli animali, nello specifico per i cavalli. Ed è stato proprio assieme al suo animale, assieme al suo cavallo, che ieri mattina ha perso la vita. Stava percorrendo appunto questo sentiero assieme a un amico, anche egli a cavallo, al confine tra i comuni di Valbrenta e di Bassano del Grappa, tra Campolongo e Rubbio nello specifico, quando è avvenuta la tragedia. Ancora da capire cosa possa essere successo. Il cavallo sarebbe scivolato, l'uomo
bambo, Zucchetto, avrebbe tentato di recuperarlo, ma poi entrambi hanno fatto un volo di 300 metri che è stato fatale per tutti e due. Come il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, che è stato informato, allertato appena successo il dramma. Tra l'altro, sindaco, c'è stato un massiccio spiegamento di soccorritori volontari, è arrivato anche l'elisoccorso da Verona, tantissime persone, però purtroppo per Zucchetto non c'è stato nulla da fare. Sì, innanzitutto a nome mio, dell'amministrazione della nostra comunità, ovviamente rivolgiamo le condoglianze, più sentite condoglianze a tutti i familiari. Sì, è stato così, di fatto quando noi siamo stati informati era già successo, nel senso che vi era già l'elisoccorso, poi avevamo delle persone di fiducia, siccome quella è una zona montana del comune di Valbrenta, zona del Campolongo, municipio di Campolongo, affittuari di Casare che erano presenti sul posto e che quindi hanno da subito capito qual era la gravità e quindi ci hanno tenuto informati sull'accaduto. Certo. Purtroppo, si diceva tantissime persone, ma non c'è stato nulla da fare. Lei fuori dai microfoni ci parlava di un sentiero che non è particolarmente pericoloso o difficile. Sì, quando siccome il nostro territorio è molto ampio, ovviamente ha vari tipi di sentieri più o meno pericolosi, quindi quando abbiamo visto l'elisoccorso, prima di avere l'informazione, tenuto conto di quello che poteva essere il luogo dell'accadimento, avevamo pensato a un infortunio, perché spesso l'elisoccorso interviene per situazioni meno gravi. E sì, perché è una zona in cui non c'è una grande pericolosità nel sentiero in sé, ovviamente trattandosi di zona montana poi la valle è sottostante, quindi appena ci si allontana evidentemente i rischi ci sono. Lorenzo Zucchetto lavorava da tantissimi anni da un gommista proprio nella frazione di Marchesane. Pensate che da 2 mesi era andato in pensione e dopo dovremmo riuscire a metterci in contatto anche con il titolare dell'attività, perché lo stesso titolare ha inviato un messaggio di grandissimo dolore per la perdita di quello che più che un dipendente era diventato un amico. Tra l'altro, sindaco, non è questo il caso specifico, vogliamo precisarlo, perché si è trattato davvero di un incidente che poi vede coinvolto anche un animale, quindi è sempre difficile capire anche cosa possa muovere un animale, per quanto si sappia che i cavalli sono molto attenti, molto soprattutto a tutela di se stessi e del loro padrone. Certo è che c'è ancora da sottolineare ancora una volta, si diceva, la questione della pericolosità della montagna, mai affrontare la montagna in maniera superficiale e ripeto, non è questo il caso, però è un messaggio che in ogni maniera bisogna lanciare continuamente. Sì, ovviamente non è questo il caso, è talmente straordinario. Poi mi lasci anche un po' sottolineare che l'accadimento dimostra anche quello che era l'affetto, il legame rispetto all'animale, quindi è una tragedia nella tragedia, perché è evidente che la sensibilità, l'affetto ha portato a tentare di salvarlo, quindi è una cosa assolutamente estemporanea. Ovviamente in generale la montagna vede un afflusso di soggetti crescente, perché con queste temperature è un luogo di riparo, luoghi belli, però come diciamo da sempre sono anche luoghi che nascondono sempre qualche insidia, quindi non è questo il caso, però bisogna generalmente fare attenzione sempre, perché come dicevo l'insidia è dietro l'angolo. Tante le immagini che state anche trasmettendo proprio in questo momento, che riprendono appunto Zucchetto assieme al suo cavallo, un amore che tutte quante le persone hanno sottolineato e hanno apprezzato questo legame enorme che legava Zucchetto all'animale, agli animali in generale. Andremo proprio nel corso della giornata a sentire alcune persone che lo conoscevano in maniera particolare, poi nei telegiornali di questa sera manderemo tutte le interviste che andremo a raccogliere. Per il momento, Nicola, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra poco, c'è un'importante notizia di sanità, perché c'è un progetto pilota che nasce nell'ULSS 1 Dolomiti, l'ha illustrata poco fa l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, che è con il nostro Fabio Fioravanzi in diretta. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea. Dire che è dell'ULSS 1 forse non è corretto, il progetto è della Regione Veneto, esatto? Corretto, il progetto è della Regione Veneto, ma è un progetto
pilota che comincia proprio nell'Usluno Dolomiti. Perché? Perché c'è un ecosistema che sembra estremamente favorevole per poter partire con questo progetto. Che non Lo vogliamo illustrare? Che non è un progetto solo di arruolamento di personale infermieristico. Partiamo dal problema fondamentale: c'è una carenza di infermieri importantissima, carenza di infermieri che è a livello europeo, nazionale e regionale, e naturalmente con il DM77, con i nuovi modelli di medicina territoriale, la figura infermieristica diventa la spina dorsale del sistema stesso, quindi è importante reintegrare con le figure infermieristiche il sistema sanitario regionale. Allora questo progetto vuole andare a recuperare figure infermieristiche all'estero, nelle comunità ad esempio di veneti che si sono trasferiti in Argentina piuttosto che nel sud del Brasile. Ma non è solamente un progetto di arruolamento, è un progetto anche di attrazione, di integrazione, che non è solamente un'integrazione professionale ma anche un'integrazione sociale e comunitaria. Lei ha parlato di 2 comunità, Brasile e Argentina, poi avete citato anche un progetto nazionale che si rivolge all'India. Il vostro progetto potrebbe allargarsi ad altre realtà territoriali? Allora il progetto potrebbe tranquillamente allargarsi ad altre realtà territoriali di Regione Veneto nel momento che riuscissimo a metterlo a terra ed avere risultati positivi. Per quanto riguarda il progetto nazionale rivolto all'India, c'è un problema che fa riferimento ad esempio alla capacità di ottenere una certificazione B2 di italiano, che riteniamo che in quelle popolazioni argentine piuttosto che nel sud del Brasile, dove c'è una forte componente etnica di italiani di veneti che lì si sono trasferiti, potrebbe avere più successo. Lei ha parlato di una popolazione, lo sappiamo tutti, che invecchia, quindi richiede maggiori prestazioni sanitarie, mentre la popolazione infermieristica è in calo perché il saldo tra nuovi assunti e andati in pensione è purtroppo negativo, ed è negativo anche il numero di iscrizioni alle facoltà, perché si raggiunge il 70-80% dei possibili nuovi iscritti, con anche un tasso di mortalità che purtroppo è incidente. Quindi voi cercate anche persone da invitare a diventare infermieri in Italia. Assolutamente, dobbiamo restituire dignità economica e sociale alle figure dei professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, perché sono estremamente importanti per riuscire a gestire un sistema sanitario regionale pubblico, equo, solidale, che deve far fronte, come giustamente diceva lei, a un'inversione della piramide sociale, a un invecchiamento importante della popolazione, a una denatalità, e quindi dobbiamo trasferire il paziente da una visione ospedale centrica a una visione territorio centrica, lasciandolo domiciliato. Ma lei ha parlato non soltanto quindi di infermieri da trovare già formati, ma anche da invitare studenti, visto che c'è un 20-30% di disponibilità nelle facoltà italiane per le lauree infermieristiche, quindi cercare anche di attrarre giovani da formare. Assolutamente, anche perché se mettiamo a confronto i dati delle diverse aree italiane, vediamo che per quanto riguarda l'Università di Padova e le scuole di scienze infermieristiche, queste, come giustamente diceva lei prima, perdiamo circa un 20-25% dei posti disponibili perché non vengono coperti. In più abbiamo per quello che lei chiamava mortalità, ma direi un'uscita dal percorso formativo di un altro 20%, mentre ci sono realtà universitarie che non riescono a soddisfare completamente la richiesta di partecipazione alle scienze infermieristiche, quindi potremmo pensare anche a un transito a livello nazionale di studenti. Per fare capire poi la problematica, uno pensa al settore medico, nei medici, lei diceva, andiamo verso addirittura un surplus di medici, mentre negli infermieri c'è una carenza, nei medici questa carenza non c'è, non ci sarà più. C'era una carenza di medici che al momento della gobba pensionistica negli anni 2024-2025 dava un rosso di circa 2.500 unità, parlo a livello nazionale, ma che nel 2030, quindi tra pochissimi anni, vedrà invece un surplus di circa 12.000 medici, mentre la carenza infermieristica è cogente, è attuale e continuerà a mantenersi. Ultima cosa, per questo panorama professionale straniero, l'Italia nel rapporto stipendio costo della vita può essere attrattiva?
Abbiamo fatto un'indagine proprio su quei cittadini argentini del sud del Brasile, mettendo a confronto non solamente le realtà stipendiali, ma le realtà stipendiali confrontate con il costo della vita, perché quello che sottolineava lei è molto importante e al momento sembrerebbe che possiamo anche essere attrattivi. Credo che abbiamo spiegato abbastanza bene tutto quanto, è un progetto davvero importante, parte a Belluno, ma nulla vieta, nulla esclude che possa essere allargato ad altre realtà della Regione Veneto. La linea torna allo studio. Avanzi, grazie all'assessore Gino Gerosa e grazie anche ad Alberto Pivetta per il contributo tecnico. Una situazione importante per la sanità, ma adesso torniamo alla cronaca perché c'è un sopralluogo in queste ore della regione e della provincia di Belluno, nella zona di Auronzo, dove c'è stata la colata di detriti in via Ligont, l'evacuazione in via precauzionale di 35 persone che hanno passato poi una notte fuori in una palestra, rientrate ieri mattina, ma ci sono ancora verifiche da fare. Abbiamo visto che i lavori sono da fare in stretta urgenza, abbiamo interessato la provincia e la regione Veneto, ci sarà un sopralluogo tra tutti gli enti per verificare che primi lavori si possano fare. Sono attese per le prossime ore le rilevazioni di provincia e regione per capire come e quando poter iniziare i lavori di messa in sicurezza per la colata di fango e detriti che ha interessato la zona di Ligonto ad Auronzo di Cadore. L'allarme nella notte. La frana è stata segnalata ai vigili del fuoco di Santo Stefano da un residente intorno a mezzanotte. Evacuati in via precauzionale 35 persone che hanno passato la notte da amici e parenti e alcuni nella palestra comunale messa a disposizione dall'amministrazione. Abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con un po' tutte gli enti che erano in loco e abbiamo verificato che non c'è un pericolo imminente, quindi abbiamo fatto rientrare la popolazione all'interno delle proprie abitazioni. Però abbiamo allertato chi è rientrato che le prime avvisaglie di temporali sono invitati a lasciare le proprie abitazioni. Frana ora sotto controllo con la protezione civile che continua a monitorare eventuali spostamenti a monte, ma su cui si deve intervenire in fretta. Lavori anche alla rete idrica. Abbiamo emesso un'ordinanza in quanto la frana ha lambito anche alcune vasche di erogazione dell'acqua. L'acqua veniva sporca, più che altro non c'è un pericolo per la salute in quanto non sono state rilevate cariche batteriche e abbiamo assieme al gestore della rete posizionato in loco un'autocisterna con alcune taniche d'acqua per bisogni imminenti. Intanto il caldo resta forte, ovviamente quanto accaduto ad Auronzo è strettamente anche questo legato alle condizioni climatiche. Il caldo resta, è un'altra settimana di sofferenza in tutto il Veneto, fra poco lo sentiremo direttamente dal generale Iannicelli. Non vedono un cambiamento, quindi andiamo fino quasi a ridosso di Ferragosto, senza praticamente nessun cambiamento. Poi si vedrà, quindi un'ondata, forse la peggiore di queste ondate che ci hanno interessato fino adesso quest'anno. La morsa del caldo non accenna ad allentarsi, l'ondata di calore estrema durerà fino a metà agosto, rendendola così la più potente e duratura che si sia mai registrata finora. Alta pressione al suolo, anticiclone africano, questo promontorio che continua a spingere aria calda su di noi e quindi la situazione di tranquillità dal punto di vista delle piogge, purtroppo perché servirebbero, e soprattutto tanto caldo. Caldissimo di giorno e notti tropicali, ma diverse nottate saranno anche super tropicali, quindi fastidiose veramente. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso per questo un nuovo bollettino valido fino a tutta la giornata di lunedì 3 agosto, con il quale viene dichiarato lo stato di allerta gialla per disagio fisico intenso su tutto il territorio. Resta alta anche l'attenzione per improvvisi temporali di calore, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Non sono previsti per adesso, però attenzione perché l'energia si sta accumulando. Per adesso non si vedono impulsi di aria fredda, anzi un sistema perturbato tende a interessarci ma a carattere caldo, quindi fa fluire aria più calda di quella che trova sul posto e quindi non dà effetti dei forti temporali. Insomma, questa è la situazione purtroppo per quanto riguarda il caldo. Di altro calore parliamo però invece nel prossimo servizio, parliamo dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Favaro Veneto in un appartamento al terzo piano di un condominio di 8 piani
2 persone intossicate e una portata d'urgenza in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con diversi mezzi per domare le fiamme. L'incendio in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Triestina a Favaro Veneto. I vigili arrivati con 2 autopompe, autobotte e autoscala hanno domato rapidamente le fiamme. Durante le operazioni di soccorso sono state tratte in salvo le 2 persone che erano all'interno, rimaste intossicate dal fumo. Una di loro, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'edificio è stato messo in sicurezza mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Poco dopo, nel tardo pomeriggio, ma a San Biagio di Callalta, la paura in via San Menna, esplode la bombola del gas della cucina, il figlio scende e salva il padre di 84 anni, l'anziano fortunatamente non è in pericolo di vita, l'abitazione però è inagibile. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Allora sentiamo raccolta da Francesca Bozza la testimonianza di Emilio Faraoni, il figlio dell'anziano investito dallo scoppio. Ero in camera da letto che mi stavo spogliando e ho sentito un botto in cucina. Mio padre stava trafficando con la bombola del gas. Ho aperto la porta, c'era fuoco dappertutto e lui era disteso per terra, non riusciva a alzarsi, allora mi sono buttato dentro, l'ho preso per le braccia e l'ho tirato fuori e poi dalla terrazza avevo paura che scoppiasse la bombola, ho detto è meglio che andiamo in giardino. Siamo andati in giardino, abbiamo chiamato i pompieri e l'ambulanza e adesso stiamo qua a vedere. Hanno detto che ha preso fuoco solo la cucina e adesso si è salvato. È tutta la casa da rifare praticamente. Come sta suo padre? Mio padre, poverino, si è scottato le gambe, le braccia, la testa, però niente di grave, ha preso tanta paura, quello sì. Adesso è a pronto soccorso. Miracolato? Miracolati, perché se scoppiava la bombola in quel momento là che eravamo dentro, eravamo morti tutti e 2, secondo me. Un miracolo. Poi la casa, pazienza, la metteremo a posto, la bonifichiamo, quello che è, però siamo stati miracolati. Tanta paura? Madonna. Non avevo neanche il coraggio di entrare perché appena ho fatto 1 metro dentro per andare a prendere mio padre che era in mezzo alla cucina, c'era un caldo che non riuscivi neanche, un fumo che non riuscivi a sopportare proprio, il fuoco, un inferno proprio. Ho provato a dirgli di alzarsi in piedi per portarlo fuori e lui non era capace di alzarsi. E allora io l'ho preso per le braccia da dietro, l'ho trascinato fuori. Lui voleva addirittura che con la mastella dell'acqua andassi a spegnere il fuoco, ma ha detto ma cosa vuoi spegnere con la mastella dell'acqua? Insomma davvero 2 miracolati, come ha detto il signor Emilio Faraon al microfono di Francesca Bozza. A Padova adesso, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa legata alle risorse del PNRR. Avevano usato senza averne titolo crediti d'imposta finanziati con risorse del PNRR le 2 società dell'Alta Padovana, attive rispettivamente nella fabbricazione di vernice e nella lavorazione del legno, con sede a Villa del Conte e a Curtarolo, scoperte dalla Guardia di Finanza di Padova. Le indagini sono state condotte dai militari della Compagnia di Cittadella, che hanno condotto le ispezioni e ricostruito che tra il 2022 e il 2025 entrambe le aziende avevano compensato crediti d'imposta non spettanti e inesistenti, maturati sulla base di investimenti in beni aziendali tecnologici e di presunte spese sostenute per corsi di formazione di dipendenti nell'ambito delle nuove tecnologie. Si tratta di agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 e rifinanziate da fondi PNRR. Gli accertamenti delle fiamme gialle, svolti attraverso l'analisi delle dichiarazioni fiscali, della documentazione contabile, dei registri delle presenze e degli attestati di partecipazione ai corsi, hanno fatto emergere l'assenza dei requisiti necessari per accedere a questi crediti. Dopo la segnalazione all'Agenzia delle Entrate di Padova, le aziende hanno versato le somme dovute per il recupero dei crediti d'imposta, oltre a sanzioni e interessi, per un importo complessivo di circa 260.000 euro.
Un altro tipo di raggiro, ma in questo caso sgominato, scoperto dalla polizia postale, una rete di frodi informatiche dopo la denuncia di un veneziano. In sostanza si veniva pagati per recensire un hotel o mettere un like sui social. Sembrava un lavoro facile, invece era proprio una truffa. La Polizia di Venezia ha sgominato una fitta rete criminale specializzata nelle frodi informatiche attraverso la cosiddetta truffa dei like e nel riciclaggio del denaro incassato illecitamente. L'indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia Postale per il Veneto, era partita dalla denuncia di un veneziano attirato da proposte di lavoro flessibile e altamente remunerativo arrivate tramite WhatsApp e Telegram o sui social. Avrebbe dovuto semplicemente mettere mi piace a video di piattaforme famose o recensire hotel o canali social in cambio di compensi che andavano da 2 a 5 euro. Effettivamente i primi guadagni, pari a poche decine di euro, erano stati realmente accreditati sul suo conto. Poi però era stato inserito in gruppi Telegram riservati e invitato a depositare denaro con la scusa di sbloccare mansioni più remunerative o per investire in criptovalute. È il momento di svolta della truffa. Quando le somme versate diventavano più consistenti, magari qualche migliaio di euro, i truffatori congelavano i conti virtuali sulla falsa piattaforma e spedivano richieste di ulteriori pagamenti per sanzioni, tasse di sblocco o commissioni, per poi sparire nel nulla una volta esaurita la capacità finanziaria della vittima. L'indagine, concentrata su una complessa rete di conti correnti per occultare il denaro sottratto, spesso frazionato e trasferito all'estero, ha infine permesso di arrivare ai prestanome e ai promotori della frode. Dopo 7 decreti di perquisizione personale e informatica su tutto il territorio nazionale, si è arrivati alla titolarità dei conti correnti che custodivano i proventi della truffa e al sequestro di titoli di credito e documentazione bancaria. La Questura di Padova presenta il bilancio di luglio della sua attività, un'attività che ha visto intensificare i controlli sul territorio colpendo gli irregolari gravati da reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio, dalla rapina alla violenza domestica, 10 gli allontanamenti coattivi, altrettanti trasferimenti nei centri di permanenza per il rimpatrio. 28 i provvedimenti di espulsione firmati dal questore di Padova Marco Dorisio nel mese di luglio. 10 persone trattenute nei CPR sparsi in tutta Italia, da Gradisca di Sonzo a Trapani, 7 accompagnati immediatamente in frontiera, 8 destinatari di un ordine di lasciare il paese entro 7 giorni. A questi si aggiungono provvedimenti specifici anche nei confronti di 2 cittadini comunitari. Tra i casi più significativi, quello di un 22enne gambiano arrivato in Italia nel 2021 con una condanna per spaccio di hashish e un precedente per minacce al fratello con un coltello durante una lite familiare. Espulso anche un 50enne kosovaro con precedenti per furto e ricettazione. Il caso più grave riguarda invece un egiziano di 45 anni condannato a 5 anni dal Tribunale di Milano per tentato omicidio. Nel 2022 avrebbe accoltellato un connazionale al collo vicino alla carotide durante una lite in un parco cittadino. Scontata la pena, è stato trattenuto al CPR di Milano e rimpatriato con un volo charter a fine luglio. Un ulteriore episodio ha coinvolto un 21enne tunisino fermato insieme ad altri connazionali dopo un inseguimento in auto e trovato in possesso di cocaina. Nel Vicentino di nuovo adesso siamo a Sovizzo, una battaglia contro un'antenna 5G che dicono i residenti in questa zona è davvero uno scempio. Daniele Garbin, buongiorno in diretta con Andrea Benetti. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, sono con Tom Perry, l'uomo che cammina scalzo, l'uomo a piedi nudi. L'uomo a piedi nudi, lo conoscete il nome, lo pseudonimo di chi e di che cosa? Allora, Tom Perry è l'uomo che in questi ultimi 20 anni si sta impegnando a lanciare messaggi importanti riguardanti le tematiche della nostra vita, quindi dal punto di vista dell'ambiente e della società e anche per i giovani, quindi sono messaggi che io lancio sempre con una certa, un certo impegno, un certo impeto. Qui invece stiamo parlando di un'altra cosa. Infatti, lei, ricordiamo brevemente chi non lo conoscesse, ha girato in giro per il mondo, dalle Ande all'Etna, adesso anche progetti in Himalaya, un po' in tutto il mondo, abbiamo fatto imprese con un team un po' in tutto il mondo.
e lanciando messaggi, perché questo è il mio compito. Io non è che sono quello che va in giro a fare il buffone, ho sempre cercato nella mia vita di dare alle popolazioni più povere del mondo un senso della loro esistenza. Ecco, allora, però oggi siamo qui perché è nativo di quella zona, lo vediamo proprio alle nostre spalle, quello è Sovizio Colle, proprio alla base di quella collina che ci spiegherà bene anche i dettagli. Dovrebbe sorgere questa antenna di 40 metri 5G che insomma non era assolutamente annunciata. Come vi siete accorti? Ma ci siamo accorti quasi casualmente, in quanto un privato ha ceduto in affitto un pezzo di terreno. Abbiamo notato dei picchetti, poi andando un po' a sondare nelle zone dei vicini che avevano chiesto anche a loro questa particolare utilizzo, e quindi ci siamo allarmati. E a quel punto io sono partito deciso assieme a un comitato di cui faccio parte, non sono presidente, sono vicepresidente, per cercare, se non altro, di fermare questa costruzione che è un ecomostro, chiamiamolo, in un paese piccolo come il nostro, dove abbiamo una canonica che è stato il monastero del 1200, un ex monastero, poi la chiesa patronale, la chiesa arcipretale, e poi pensiamo anche a tutta la zona che è stata edificata, dove la gente è scappata dalle città per venire qui a trovare la pace, e adesso si troverebbe davanti questo mostro. Ecco, diciamo subito che siamo proprio dietro a Villa Cordellina, qui nel colle a fianco abbiamo i castelli di Giulietto Romeo a Montecchio, insomma tanto per inquadrare la zona in cui dovrebbe sorgere. Esiste già un altro traliccio che è uscito poco lontano, è così? Nella zona di Montemeso è stata già installata un'antenna, e anche loro si sono accorti troppo tardi, e questa è già attiva. Certamente io non sono contro le tecnologie, però anche rispetto delle zone particolarmente protette come è Sovizio Colle, ma soprattutto anche non guardiamo solo l'aspetto sanitario e salutistico, perché sappiamo che queste tecnologie sono di nuova generazione, non abbiamo cenni storici, e per consiglio, come ci dice la legge di precauzione, sarebbe opportuno valutare se metterle in aree così densamente popolate e anche e soprattutto dal punto di vista paesaggistico protette. Ecco, quindi noi ci affidiamo anche alla soprintendenza ai beni ambientali e verificare se questo posto è idoneo a una cosa del genere, considerato poi anche la svalutazione degli immobili in queste aree sarebbe molto, molto grave. Ecco, ci diceva prima che entro quest'anno c'è anche un progetto del Cappellino, lo vediamo, scritto Cina 2026, prima di andare in Cina, che è il prossimo progetto di cui ci parlerà, lei comunque ha preso un impegno con i suoi concittadini e ha voluto giocare anche la sua immagine proprio a difesa. Sì, io ci metto la faccia, perché in questi casi non è che parlo di Tom Perry, delle mie storie, parlo di un paesino, e ci conosciamo tutti, ci vogliamo bene, non siamo nelle città dove nessuno si conosce. Quando capita qualcosa subito tutti interveniamo, tutti cerchiamo. Siamo d'accordo anche con il sindaco di poter fare qualcosa in più per fermare questo scempio. Certamente da parte mia è opportuno valutare bene come sono le cose. Abbiamo già avuto problematiche sopra i nostri colli con l'alta tensione, e quindi cerchiamo di evitare ulteriori problematiche. Ecco. Lei andrà in Cina per fare che cosa? Ci dica due cose, ci anticipi un po' la missione che sta preparando adesso. Allora, la Cina appunto faremo una storia dedicata alle tradizioni del popolo cinese, e io andrò a trovare proprio i contadini della Cina, quindi la gente povera della Cina. Io sono sempre stato un uomo semplice che sta davanti alla gente semplice, e quindi più delle zone industriali, di grandi capacità produttive, a me interessano gli esseri umani. Sono gli esseri umani quelli che fanno la storia, e io sono qui per questo, e anche e soprattutto per lanciare messaggi importanti alla gioventù di oggi, che usa molto il telefonino e poco la testa. Sappiamo che l'intelligenza artificiale fa grandi cose, ma ragiona per non farci ragionare. Io voglio che la gente ragioni, sono qui appunto per dare questi messaggi semplici, e perché anche sono convinto che la felicità sta nella semplicità. Questa è poi la mia filosofia. Ringraziamo Don Perry. Vuole aggiungere qualcosa prima che restituiamo la linea? Sì, 2 anni fa sono stato in Perù con mio figlio e abbiamo fatto una spedizione che abbiamo chiamata Perù Segreto, appunto per salvaguardare la Pachamama, la madre terra, e il substrato che calpestiamo. Dobbiamo rispettarlo da oggi e a domani per i nostri figli e i nostri nipoti.
Benissimo, noi seguiremo la vicenda e anche queste e le prossime avventure, sempre disponibili e interessati ai messaggi che porta avanti Tom Perry. Ecco, direi che per il momento è tutto. Nicola, se non hai domande, la linea può tornare allo studio. Grazie. Un aggiornamento di cronaca lo vediamo dal sito della Nuova di Venezia Mestre. Bibione, bimbo di 5 anni, rischia di annegare, salvato dai bagnini. Il piccolo è stato recuperato in mare davanti al camping Il Tridente, privo di conoscenza. Dopo circa 25 minuti di rianimazione ha ripreso a espellere acqua ed è stato trasferito in elicottero in ospedale. La prognosi resta riservata. Dunque questo intervento fondamentale dei bagnini a Bibione per salvare un bambino di 5 anni. A Treviso è tornato a casa dopo un mese e mezzo di ricovero in seguito al malore l'ex consigliere comunale Enrico Renosto. Le sue parole. Buonanotte pure al ristorante stasera, perché lei stasera va a casa. E allora là ho capito che sarei andato a casa. Così il medico, passato nella sua stanza in neurochirurgia, gli ha comunicato che dopo un mese e mezzo di ricovero sarebbe tornato a casa. Dimissioni che gli erano già state annunciate la sera prima, ma che non aveva voluto dire a nessuno per timore che potesse succedere qualcosa. Venerdì scorso Enrico Renosto, 47 anni, è tornato a casa dopo che lo scorso 18 giugno era stato colto da un malore. Non ricordo nulla fino a quando poi mi sono svegliato, ero in terapia intensiva 20 giorni dopo. Era il giorno del mio compleanno, il 5 luglio, e lì penso che le tante preghiere che sono state fatte da tante persone, tra la fede che insomma ho sempre avuto, tra mia mamma, che penso che da lassù abbia fatto la sua parte, e mi abbia fatto rinascere un'altra volta il giorno del mio compleanno. Insomma, è stato un momento molto forte. Gli amici e i familiari che non l'hanno mai lasciato solo gli hanno raccontato quei primi giorni, da quando la sorella Rosita lo aveva trovato in casa dopo il malore, alla corsa in ospedale, il coma, la terapia intensiva, gli interventi, poi le complicazioni, una polmonite e un'embolia polmonare. Settimane difficili che Renosto ha affrontato sempre con grande forza di volontà. È meglio, in recupero, di forze, di energie e anche di fiducia in me stesso, perché insomma vedo che pian piano riesco a fare cose che fino a 10 giorni fa non riuscivo a fare, tipo anche le cose più semplici, tipo alzarsi dalla sedia, tirarsi su dal letto. Oggi vuole ringraziare la sua famiglia, la sorella Rosita, la sua Roce e naturalmente i medici e gli infermieri incontrati in questo mese e mezzo di ricovero, un'esperienza che ha lasciato in lui un grande insegnamento. Questa rinascita è una consapevolezza che noi diamo per scontato tante cose e che basta un niente per cancellarti, per immobilizzarti. Bisogna apprezzare le cose semplici, le cose che noi riteniamo magari anche banali, perché la vita è un dono che noi certe volte non sappiamo neanche apprezzare al 100%. Le parole di Enrico Renosto. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ripartiremo dalla questione del caro carburante, in particolare del caro diesel. Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese, anche in Veneto. Chi usa l'autocarro, la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trovano a fare conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. I dati della CGIA di Mestre parlano chiaro. Dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in più al litro, che si traduce per il pieno di un autocarro sotto le 7,5 tonnellate in 1.040 euro di costo, 180 euro in più rispetto al scorso 27 febbraio. La benzina invece è salita del 19,6%, vale a dire 33 centesimi in più dall'inizio delle ostilità tra USA e Iran. A pagare il conto più salato gli artigiani, tra loro i cosiddetti professionisti della strada, dai padroncini ai tassisti, dagli NCC agli agenti di commercio. La CGIA ricorda come il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel
diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti. E se da un lato si guarda con grande attenzione al prossimo 4 agosto, quando il governo dovrebbe varare una misura più strutturale contro il caro carburanti, dall'altro per l'associazione serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise dei carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche anche del nostro territorio. In provincia di Treviso sono infatti 200 gli sportelli chiusi tra il 2015 e il 2025, con ricadute su famiglie, anziani e piccole imprese. Nella Marca un comune su 3 è ormai privo di uno sportello bancario, una trentina, quelli completamente sprovvisti di filiale. In provincia di Treviso oggi restano 399 sportelli, numero destinato progressivamente a diminuire. È la fotografia scattata dalla CNA provinciale sulla desertificazione bancaria. In Veneto sono oltre 100 i territori senza uno sportello e più della metà nell'ultimo decennio ha perso l'ultima filiale, un andamento che rispecchia quello nazionale. Tra il 2015 e il 2025 sono stati oltre 10.000 gli sportelli chiusi, passando da 30.000 sportelli attivi nel 2015 ai circa 19.000 attivi oggi sul territorio. Ad essere colpiti soprattutto i comuni più piccoli, oltre il 96% di quelli senza sportello ha meno di 5.000 abitanti. Una situazione che assume anche una forte valenza sociale, considerato che nei territori senza filiali gran parte della popolazione è anziana, spesso quindi meno avvezza agli strumenti digitali e con maggiori difficoltà negli spostamenti. Per CNA Treviso è quindi necessario riportare il tema della presenza bancaria al centro del confronto tra istituzioni, sistema creditizio e rappresentanze economiche. La digitalizzazione non diventi l'esclusione del presidio territoriale, ma sia anzi l'occasione di aumentare i servizi, aumentare la velocità e l'efficienza, garantendo al contempo presidio sul territorio e accesso al credito e ai servizi bancari per famiglie, anziani, persone in difficoltà e per le piccole imprese del territorio trevigiano. E questo è dunque uno spaccato sia per quanto riguarda gli aumenti del carburante sia dall'altra parte della desertificazione bancaria nella Marca trevigiana. Adesso andiamo a Fonte, dove il comune è pronto a rifarsi il look, il progetto di riqualificazione presentato in consiglio comunale. Vediamo come. Presentato in Consiglio Comunale il progetto di riqualificazione di Fonte. Saranno completamente rinnovati alcuni punti strategici del paese, a cominciare dal centro di Onè con la realizzazione di una rotatoria che sostituirà l'attuale intersezione semaforica con relativo abbattimento di edifici in abbandono. Sono 7 punti fondamentali, cruciali, storici del nostro paese. Abbiamo l'area ex Pizzolotto, abbiamo l'area ex Boin, abbiamo l'ex municipio. Ovviamente il cuore della variante sarà la piazza di Onè, dove avremo la rotatoria, dove verrà rivista anche la piazza a nord, appunto per renderla tutta comunicante in un unico spazio urbano, per non perdere l'identità di una piazza, perché sappiamo che per definizione la piazza nasce come luogo chiuso. E la riqualificazione di via Roma, per riportarla un po' a quello che era nei primi anni del Novecento, diciamo, quando c'erano queste alberature belle, c'era veramente modo di vivere il paese in una maniera diversa. Ricordiamoci che tutti questi caldi che ci sono in questo periodo, se non si impiantano piante, ovviamente un paese non si vive. Ecco perché questo abbiamo altre 2 aree che sono il cuore verde anche di questa variante. Abbiamo un'area umida che è veramente una sirarità nella nostra zona, perché è una delle poche che è in centro storico, che andremo a valorizzarla dentro il centro di Onè, e un parco con dei parcheggi annessi appunto che serviranno per il centro, e un po' di lottizzazione lungo via Villa Piana. E ancora un parco intitolato a Suor Bartolomea, religiosa tanto cara ai residenti di Onè, un progetto ambizioso che metterà insieme pubblico e privato, un'opera, precisa il sindaco, che andrà a riguardare non solo il comune di Fonte ma l'intero territorio pedemontano. Una mattinata di tensione, c'è stato poco fa questo intervento, lo leggiamo da Treviso Today, si barrica in casa salvata dopo una lunga mediazione del sindaco Conte. Siamo a Treviso, l'intervento in via Sant'Agostino, decisivo il dialogo con la donna che minacciava un gesto autolesionistico, intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per oltre 2 ore, scrive Treviso Today. Via Sant'Agostino, siamo in pieno centro, è rimasta paralizzata con il centro storico di Treviso presidiato da vigili del fuoco, polizia,
Polizia locale e sanitari del SUEM. Dietro a quel dispiegamento di mezzi si stava consumando una delicata operazione di soccorso. Una donna, per motivi ancora da chiarire, si era barricata all'interno della propria abitazione, rendendo necessario un lungo lavoro di mediazione per evitare che la situazione potesse degenerare. È stato importante l'intervento del sindaco Mario Conte, che era presente insieme al vice sindaco Alessandro Manera. Hanno preso parte al tentativo di dialogo con la donna, cercando di rassicurarla e di mantenere aperto un canale di comunicazione, situazione che si è sbloccata intorno alle 10:35, mentre il sindaco continuava a parlare con la donna davanti alla porta dell'abitazione. I vigili del fuoco hanno posizionato con discrezione una scala a una finestra dell'appartamento. Da lì un agente della squadra volante, seguito da 2 pompieri, è riuscito a entrare nell'abitazione, raggiungendo la donna e convincendola a lasciarsi assistere. Dunque momenti concitati davvero questa mattina in pieno centro a Treviso. E adesso una storia che viene sempre dalla Marca trevigiana, la storia di Amy, una cagnolina che deve essere operata di cataratta per evitare la cecità. L'appello della sua proprietaria, che lancia una raccolta fondi: non riesco a sostenere, dice, tutte le spese, aiutatemi, lei per noi è davvero tutto. Per mia figlia la sorella, per me la figlia. Le volete tanto bene? Tantissimo. E dorme con me, il mio cagnolino, cioè tutta la nostra vita. Amy è una Jack Russell di 7 anni. Per Olimpia Cristiano e per la figlia è molto più di un cane, è l'amica con cui condividere le giornate, i momenti belli e quelli più difficili. Da 1 anno le è stata diagnosticata la cataratta, dopo che 4 anni fa aveva perso la vista all'altro occhio. Senza un intervento in tempi brevi rischia di rimanere completamente cieca. Siamo al limite, perché abbiamo aspettato, il medico ha detto: signora, ci aspettiamo un altro anno, perde l'occhio. Per Olimpia in questo momento è difficile sostenere le spese per le cure, tra medicinali costosi e i 1.750 euro necessari per l'operazione fissata il 6 agosto. Sono in acqui, sono disoccupata, quindi sto chiedendo aiuto, amici. Olimpia, collaboratrice scolastica, in questi mesi sta facendo diversi lavoretti in attesa di poter riprendere la sua attività a scuola, ma l'intervento di Amy non può aspettare. Per questo ha lanciato un appello sui social e aperto una raccolta fondi. Non dico tutto, ma almeno una piccola parte, anche con la promessa magari di restituire quando ce l'ho. I vigili del fuoco di Treviso invece sono intervenuti ieri sera intorno alle 19:15 a Roncade, in via Carboncine, per il salvataggio di un gattino finito in un canale con dell'acqua all'interno. Il gattino, troppo piccolo per uscire dal canale, miagolava così forte da attirare l'attenzione dei passanti, che hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco per chiedere l'intervento. La squadra ha provveduto subito, come vediamo, a metterlo in salvo. Il gattino fortunatamente non era ferito ed è stato affidato alle cure della donna, della persona che aveva chiamato proprio i vigili del fuoco. Ieri la grande emozione per la cerimonia al Sacrario Militare di Cimagrappa, il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete per ricordare i caduti della Grande Guerra. C'erano anche i ministri Abodi e Giorgetti. Con la deposizione delle corone commemorative si è aperta la toccante cerimonia di Cimagrappa al Sacrario Militare, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Qui riposano 23.000 caduti degli eserciti che combatterono sul massiccio tra il 1917 e il 1918. Testimonianza di un passato quanto mai attuale, fatto di morte, dolore, lacrime. Un'eredità spesso dimenticata di fronte alle tante guerre nel mondo. Quello che va fatto è cercare di raccogliere questo grido, raccogliere l'eco nei giorni che verranno, fare in modo che le diplomazie raggiungano un obiettivo che sembra vicino, che ci auguriamo non sia un effetto ottico. È il senso del sacrificio di 23.000 uomini, donne che ancora parlano e noi parliamo per loro. Pace la parola che ha riecheggiato tra queste montagne. Queste occasioni rappresentano occasioni di memoria, ma anche di trasmissione di valori, soprattutto per i giovani, per chi ovviamente deve crescere
coltivando il valore della pace. Durante la cerimonia presenti istituzioni italiane e austriache unite nel ricordo di chi ha perso la vita per la propria patria. Questo, ha detto il presidente del Veneto Stefani, dimostra che la memoria, quando è condivisa, non divide ma unisce, trasformando il ricordo del dolore in un patrimonio comune di dialogo, rispetto e riconciliazione di cui il Veneto è orgoglioso custode. Questa commemorazione non può che guardare anche alla realtà di tutti i giorni, ai conflitti internazionali in atto, alla necessità di pace, alla necessità di conoscere la propria storia, perché solo la storia può trasformare un sacrificio in una responsabilità che noi abbiamo nei confronti del mondo. Dal Monte Grappa, riserva di biosfera, un duplice messaggio rilanciato dalla sindaca Rampin per la pace tra i popoli, ma anche la pace tra uomo e ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. È fondamentale coinvolgere sempre più i giovani, fare in modo che il Sacrario sia una palestra di vita, non solo per i valori appunto che ci insegnano i caduti, ma anche e soprattutto per tutti quei valori di sostenibilità che è fondamentale che partono da qui. Il 15 agosto il tradizionale concerto dell'Assunta a Treviso in piazza Santa Maria Maggiore. Vediamo. Più che un concerto, un rito collettivo per chi passa Ferragosto in città. Il concerto dell'Assunta in piazza Santa Maria Maggiore diventa ancora una volta l'occasione per ritrovarsi sotto un cielo di stelle e di buona musica, unendo magari anche la visita al Museo Bailo. La gioia di poter vedere una comunità che attorno a questo concerto si unisce, si riconosce in maniera collettiva ed affettiva. E poi, come per l'anno scorso, l'amministrazione comunale darà la possibilità dalle 17 alle 20 di poter accedere al Museo Bailo con delle visite guidate su prenotazione alla mostra di Springolo al prezzo di 10 euro. L'edizione di quest'anno, intitolata Il battito dell'inchiostro, Casa Sonzogno, omaggia lo storico editore che contribuì a rivoluzionare il melodramma italiano lanciando i compositori della giovane scuola, tra cui Pietro Mascagni, vincitore del primo concorso lanciato dalla casa editrice che si poneva contro lo strapotere della Ricordi. Pietro Mascagni è stato a Treviso più volte, era una sorta di abitué nelle stagioni, ha diretto molte opere qui, c'è una foto meravigliosa in quello che era un tempo l'Hotel Baglioni e che oggi appunto è un'abitazione privata proprio all'angolo tra Corso del Popolo e l'inizio di Via Diaz. Mascagni giovane, pieno di speranza, che saluta con un grande sorriso. Noi raccontiamo questa storia e raccontiamo come un editore di fatto sia stato il responsabile della nascita di un nuovo repertorio, un repertorio amatissimo, il repertorio della giovane scuola, più conosciuto anche come Verismo. Sul palco l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta per la prima volta da Gerardo Felisatti, insieme a 3 giovani interpreti internazionali, il soprano Foro Zrazzavi, vincitrice del secondo premio concorso internazionale di canto Vox Futuri, il tenore Max Iota, già avviato verso una brillante carriera, e il baritono coreano Daniel Gwon, vincitore del concorso Iris Adami Corradetti e già apprezzato al concorso Toti Dal Monte. Novità di quest'anno, le soliste del nuovo coro di voci bianche e giovanile della città di Treviso. È la mia prima volta e sono molto felice di poterlo fare assieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, con cui ho un legame di affetto consolidato nel corso degli anni. Il cast è di primissima scelta e soprattutto il repertorio riguarda proprio la tradizione lirica più importante e che segue tutto quello che è il periodo successivo al momento di Giuseppe Verdi, quindi abbiamo opere come Chenier, abbiamo composizioni di Leoncavallo, abbiamo composizioni di Cilea e ovviamente il grande Puccini. Un altro tipo decisamente di musica, la musica pop, anche storica, chiamiamola così, parliamo di Madonna e della sua Like a Virgin 1984. Ebbene, un omaggio a Madonna è stato fatto a Venezia da Jennifer Lopez, che era in vacanza a Venezia in questi giorni ieri, un giro in gondola e poi la cena al ristorante da Ivo. Prima di arrivare alla cena si è prodotta in un omaggio proprio a Madonna, la cantante statunitense messicana Jennifer Lopez, proprio in gondola. Ora vediamo questa brevissima ma significativa performance.
Insomma, Jennifer Lopez non si vede tutti i giorni tra i canali di Venezia in gondola. Questo è il video, insomma, che la ritratta mentre era in gondola a Venezia, che ha postato e che ha poi postato sulla sua pagina Instagram in breve tempo. Insomma, ha fatto il giro del mondo, ovviamente, che ha allietato anche i veneziani. Sicuramente da buona intenditrice anche culinaria apprezzerà il dolce più famoso italiano nel mondo, cioè il tiramisù, e visto, e probabilmente l'avrà anche assaggiato in questi giorni anche a Venezia, anche se non è la patria del tiramisù Venezia, ma intanto torna la Tiramisù World Cup. È stata presentata la nuova edizione che andrà in scena a ottobre. Un dolce senza tempo che ispira le generazioni di tutto il mondo e anche gli chef. È pronto a tornare protagonista a Treviso dal 9 all'11 ottobre, quando in città arriveranno 320 concorrenti, in maggioranza stranieri, ben 80 in più dello scorso anno, pronti a contendersi il titolo di miglior chef dell'ex Sbatutin. Un evento ormai nel calendario turistico internazionale, ed ecco tutte le novità. C'è un training center dove i concorrenti possono andare ad allenarsi prima della gara, ma allo stesso tempo alleniamo quelli che vogliono diventare concorrenti, proprio per aumentare questa voglia di fare il tiramisù. Ci sono i tour, quindi scoprire Treviso attraverso appunto il tiramisù, e soprattutto ci saranno tante nuove ricette da degustare in Loggia dei Cavalieri. In questa prima parte d'estate la Tiramisù World Cup è stata protagonista a San Paolo in Brasile e a Vancouver in Canada, quindi a Moasca nel Monferrato. Da ogni selezione sono stati promossi i primi semifinalisti, che si uniranno agli altri che si sfideranno a Treviso in ottobre. Ed è già in programma anche un altro grande evento a Bruxelles a novembre per celebrare i futuri campioni del mondo. Per noi è stato fondamentale aggiungere la ricetta creativa nella competizione, perché senza innovazione si va a perdere anche la tradizione in realtà, per cui ci è servito ed è servito a tutti per mettersi in gioco ancora di più. Per chi volesse fare il giudice c'è un'ardua selezione da superare, mentre tutti i locali di Treviso sono pronti per affrontare la sfida a chi lo fa più buono. Ovviamente FIPE e tutti i pubblici esercizi hanno da sempre abbracciato questa competizione, l'hanno sempre ospitata all'interno poi delle loro quotidianità, e credono molto in questa iniziativa proprio per l'impatto di flusso turistico e per l'importanza di mantenere viva anche durante l'anno questo senso di trevigianità attraverso questo dolce da mangiare, quindi niente di meglio. Anche una meta turistica a Treviso, ovviamente, non solo per il Tiramisù World Cup. Allora parliamo di dove vanno un po' i cittadini, un po' non solo trevigiani o veneti in vacanza, il conto un po' anche delle spese, capire dove è meglio andare. Peraltro è un periodo, insomma, geopolitico non facile per scegliere le mete dove andare in vacanza anche in pieno agosto. Allora il nostro Federico De Ros ha fatto un giro a Pordenone, sentiamo cosa hanno risposto. Agosto è ufficialmente iniziato e con lui il grande esodo estivo. Le valigie sono pronte, gli itinerari sono ben definiti e siamo stati all'agenzia Giromondo per scoprire dove trascorreranno le ferie pordenonesi. I pordenonesi si sono presi tutti un po' all'ultimo minuto, se devo essere sincera. Non c'è stata molta programmazione, quindi abbiamo avuto tanti last minute. Dire le mete che sono state più richieste, l'Indonesia. Abbiamo avuto tantissime richieste, e la Sardegna, ecco, ti direi queste due mete. La Sardegna maggiormente per chi non ha voluto andare all'estero, perché qualcuno comunque è ancora un po' spaventato ad uscire dall'Italia. Ci diceva anche prima qualcuno ha scelto anche l'Egitto e la Grecia? Sì, l'Egitto, nonostante appunto la situazione internazionale che all'inizio sembrava non accogliere, ecco, le persone dall'estero, in realtà è sempre una meta che funziona tantissimo, perché comunque il mare, la barriera corallina attirano, e la Grecia anche, sì, quest'anno diciamo abbiamo avuto tante richieste sulla Grecia. Per quanto concerne invece le fasce d'età? Giovani, nonostante si pensi che i giovani si
arrangino a trovarsi le vacanze su internet. E in realtà tante persone sono venute in agenzia perché comunque si sentono più tutelate. Abbiamo avuto maggiormente coppie, ti posso dire dai 35 ai 55 anni. Quanto hanno speso in media i pordenonesi? Per la coppia intendi? Sì. Ma ti posso dire sui 3.500 la coppia più o meno. Beh, chiaro che un viaggio lungo raggio con 3.500 no, però insomma una media ti posso dire questo, ecco. Aumenti carburante qualcosina c'è stato, ma non queste cifre, diciamo così, che si possono immaginare grandi. Non c'è stato, ecco, un aumento spropositato come si può pensare, ecco. Quindi... Era il 24 aprile 2025 quando Giancarlo Gentilini morì. Il 3 agosto oggi avrebbe compiuto 97 anni. Lo ricordano in tanti oggi, in particolare nella sua pagina Facebook lo vediamo il sindaco Mario Conte. Lo ricordiamo, dice sempre con tanto affetto il nostro sindaco per sempre. Questo scatto fa riferimento proprio all'ultimo consiglio comunale di Giancarlo Gentilini, era il 20 aprile 2023 quando salutò con commozione la politica attiva e proprio Conte gli donò la fascia di sindaco per sempre, la stessa fascia che poi lo ha accompagnato nell'ultimo saluto. Allora rivediamo proprio il servizio che realizzammo a pochi giorni dal funerale di Giancarlo Gentilini e che raccontava proprio quell'ultimo consiglio comunale in omaggio a Giancarlo Gentilini che oggi avrebbe compiuto 97 anni. Vediamo. Sono ancora emozionato perché lasciare la politica attiva è sempre un punto di tristezza. Così Giancarlo Gentilini il 21 aprile del 2023, l'indomani del suo saluto al Consiglio Comunale nel Salone dei 300. Alle successive elezioni amministrative, dopo quasi 30 anni, non si sarebbe ricandidato. Per lui il sindaco Mario Conte aveva in serbo quella sera un regalo speciale. Da aprire in diretta. Aspetta, do una mano. Sì. Dammi qua. La vestaglia. Aspetta, guarda qua. Guarda. Giancarlo Gentilini, Sindaco di Treviso. Per sempre. Per sempre. Guarda Giancarlo. Aspettava questo tributo, sindaco per sempre. Non lo meritavo. Non l'ho meritato. Ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. La fascia di sindaco per sempre che sarà posta sul feretro il giorno dei funerali. Antena 3 trasmise in diretta i momenti di quel passaggio di testimone. A sindaco e giunta, ai consiglieri, al pubblico in sala e da casa, Gentilini consegnò emozioni e raccomandazioni per il futuro. Caro sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra. Solo l'età, ribadì Gentilini, mi impedisce di proseguire. Il desiderio di impegnarmi non verrà mai meno. Tutte le cose belle finiscono. E io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. Un'eredità che Gentilini consegnò a Mario Conte pronunciando una frase rimasta celebre. Dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa
che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. E poi l'appello per i giovani, vero patrimonio, miniera d'oro li definì della città. Dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. La commozione prese il sopravvento quando fu ora di concludere il suo intervento. È molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. Era il 2023, l'ultimo consiglio comunale di Gentilini, questo era il servizio che lo ricordava a pochi giorni dal funerale. Era doveroso questo omaggio nel giorno in cui appunto Gentilini avrebbe compiuto 97 anni. Siamo in chiusura, fra poco c'è ovviamente subito dopo il meteo, poi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi alle 16:16 un grande classico dei film western, L'albero degli impiccati di Elmer Davis con un grande indimenticabile Gary Cooper. Arrivederci.